anche perché ci sono ben 3 portacolori italiani e nell'ordine noi andiamo a seguire quella che sarà la manche decisiva. Sebastian Haas è già qui che sta controllando il percorso, il tedesco Sebastian Haas su Naden, e poi sarà la volta di Peter Baltuis, Ulrike Heinich, Giampiero Carta, Ignace Philips, Matteo Fantozzi, Tim Hoster, Thomas Batliner, Giuseppe Rolli e Fabrice Lyon. 4, come vedete, sono le penalità che Sebastian Haas si porta dietro dalla prima manche e vediamo quello che succede al cavaliere tedesco Sebastian Haas su Naden, elemento del 1996. Per quello che riguarda Sebastian Haas, un 2006 ricco di prove soprattutto nel nostro paese. Naden, Castrone Baio, da Kump, da Wolfgang, mentre Sebastian Haas 733 nel ranking mondiale. Vediamo come si comporta qui a Pontedera. 47 e 98 il tempo di Sebastian Haas, con le penalità 4 e 4. E qui vediamo poi la parte finale del seconda manche, una prestazione interlocutoria da parte di Sebastian Haas, mentre noi ci ritroviamo a seguire anche la prova di Peter Bultuis su Limask Brian Jr., qui binomio completamente olandese. Vediamo Peter Baltuis come si comporta, anche per lui penalità da gestire, se così le vogliamo chiamare, dopo la prima manche. Sebastian Haas, dopo le 4 commesse nella prima manche, le 4 nella seconda, chiaramente difficilmente potrà ambire ad un piazzamento di prestigio. Seconda manche di 380 metri, 57 secondi il tempo consentito, 114 secondi il tempo limite, l'altezza che ovviamente rimane a 1,50 m, altezza massima. E per ora non sembra essere andato male Peter Bultuis, anche per lui un 2006 in cui ha cercato anche di essere impegnato su più fronti. Qui conclude con 52,28. Sono 4 le penalità, ma sono quelle della prima manche, quindi netto nella seconda per Peter Bultuis, e qui già si potrebbe cominciare a ragionare, non dico in termini di podio, ma se non altro subito a ridosso delle posizioni che contano. Bravo Peter Bultuis, vi abbiamo visto ampiamente soddisfatto della prova appena conclusa. Qui ritroviamo Ulrike Heinich su Cogito H, anche questa seconda manche naturalmente disegnata da Uliano Vezzani, come potrebbe essere diversamente. Ovviamente seconda manche su percorso ridotto, qui conta sì la precisione ma conta anche la velocità. Vediamo Ulrike Heinich come comincia. È stata abbastanza determinata, soprattutto veloce nella prima manche. Lì forse ha toccato con il posteriore, le immagini non ci hanno reso giustizia in merito al fatto che l'ostacolo sia stato abbattuto o meno. Lì è andata via piuttosto ampia, bene, e lì purtroppo invece arriva la penalità e sul posteriore di Cogito H. Ancora un po' di lavoro per Ulrike Heinich, evidentemente Cogito aveva già rischiato qualcosa in apertura di seconda manche, poi su quell'ostacolo non è riuscito a richiamare bene
il posteriore e da lì l'errore. Comunque conclude la sua prova Ulrike Heinig. Aspettiamo anche la conferma con il contributo della grafica. Infatti 4 penalità nella prima più 4 penalità nella seconda manche che si conclude con il tempo di 50 e 32. Ulrike Heinig che dunque si va a posizionare dietro a Sebastian Haas e dietro anche a Peter Bulthuis, che in questo momento sarebbe al comando della classifica provvisoria. E qui la regia ci ripropone proprio l'errore della Amazzone tedesca, Ulrike Heinig, che non è riuscita ad esprimersi al meglio. Ma ora attenzione a Giampiero Carta, che si presenta su Ursa, elemento belga, classe 1997, femmina baia, per il nostro Giampiero Carta, nato il 9 agosto 1967. Esperienza da vendere tra i vari concorsi, oltre a Pontedera, Cervia, Cartouche, Libre, gli elementi da lui prescelti. Ma qui con Ursa vediamo come si comporta. Sembra non essere partito male. Giampiero Carta, sempre un'occhiata al tempo, ma soprattutto alle penalità, perché è sulle penalità che si decide tutto. Bravo. Sta anche cercando una buona andatura qui nei percorsi disegnati da Uliano Vezzani. Sempre la massima attenzione va prestata anche ai tempi di battuta, perché a volte ci si ritrova a dover affrontare degli ostacoli che non consentono di scegliere molto. E qui bravo Giampiero Carta, che esce bene senza penalità, quindi seconda manche 48 e 35 e Giampiero Carta va al comando provvisorio della classifica davanti a Peter Bulthuis, che aveva un totale sì di 4 penalità, ma in questo caso un tempo peggiore. Infatti 52-28 del cavaliere Peter Bulthuis contro 48-35 del nostro Giampiero Carta. Ora è la volta di Ignace Philips, il belga su Felimo. Ignace Philips un po' indietro nel ranking mondiale, classe 1971, Felimo invece classe 1998. Vediamo come si comporta un 2006 che l'ha visto impegnato a Truccazzano, Busto Arsizio, Manerbio, montando elementi anche abbastanza diversi tra loro per caratteristiche. Qui è riuscito a strappare questo accesso alla seconda manche Ignace Philips, e vediamo come ne esce, anche se lì ha già preso dei rischi molto consistenti. Adesso siamo nella fase in cui si deve tornare verso il traguardo. 45-48, 4 le penalità collezionate da Ignace Philips, e qui rivediamo che ha sfiorato con il posteriore in entrata in quella gabbia, poi bene in uscita, ma forse fatale l'errore commesso per Ignace Philips, che lo posiziona in terza posizione provvisoria, dietro anche a Peter Bulthuis. Ma ora attenzione, perché è la volta del nostro Matteo Fantozzi su Costelli. Matteo Fantozzi, classe 79, buone le sue presenze, i suoi piazzamenti ai campionati europei juniores, secondo Young Riders nel 99. Costelli, che ha visto un 2006 in cui si è impegnato, sempre naturalmente montato da Matteo Fantozzi, oltre che Pontedera anche a Trucazzano. Quindi
un 2006 in cui si spera sia nato il feeling tra Matteo Fantozzi e Costelli. Vediamo quello che succede alla seconda manche. Vediamo se ricercherà la precisione. Si portava dietro una penalità dalla prima manche Matteo Fantozzi, quindi abbastanza avvantaggiato, ma tutto questo naturalmente non può significare altro che Matteo Fantozzi ha privilegiato la precisione rispetto alla velocità. Vediamo se sarà così anche nella seconda manche. Per ora bene, non sembra un ritmo particolarmente veloce, però molto preciso. Riesce a scegliere bene sempre ogni tempo di battuta, sia sui passaggi di sentiero che sulle verticali, sulle gabbie predisposte da Uliano Vezzani. E addirittura si è voltato all'indietro, aveva qualche dubbio evidentemente su quel passaggio, si è voltato subito per vedere se aveva toccato, se aveva sfiorato l'ostacolo, poi però passato il pericolo subito sguardo ben avanti per controllare l'ostacolo successivo e poi in zona d'arrivo 64-85, vedete fuori dal tempo consentito che era di 57 secondi, quindi 2 penalità accumulate da Matteo Fantozzi, ma questo non nega il primo posto provvisorio al nostro cavaliere. 3 penalità totali per Matteo Fantozzi, che va in testa davanti a Giampiero Carta, quindi 2 italiani per il momento al comando di questa seconda manche, mentre sul campo ostacoli ha già fatto il suo ingresso il tedesco Tim Hoster su Maddock. Maddock è un castrone classe 1994, cresciuto in Germania, quindi binomio tedesco. Un 2006 passato anche con Maddock, quello di Tim Hoster, numero 271 del ranking mondiale classe 1980, trascorso soprattutto a Wellington negli Stati Uniti. Si parla di concorsi importanti. E qui vediamo come si comporta Pontedera. Tim Hoster, che non aveva penalità dopo la prima manche, quindi è uno dei papabili, insieme anche con gli altri che devono ancora prendere il via in questa seconda manche per la vittoria finale. Vediamo Tim Hoster come si comporta. Vi ripetiamo che conta non commettere penalità e qui invece la commette Tim Hoster. Siamo a 4, quindi è già dietro al nostro Matteo Fantozzi che ne ha commesse soltanto 3. Un'occhiata al tempo servirà per capire se riuscirà ad andare davanti a Giampiero Carta oppure se sarà dietro anche all'altro italiano. E non è soddisfatto Tim Hoster, 47-19, 4 penalità e dietro, come avevamo detto, a Matteo Fantozzi, ma davanti al nostro Giampiero Carta che nella seconda manche complessivamente, sommate a quelle della prima, 4, però il tempo 48-35 lo penalizza nei confronti di Tim Hoster. Si sommano le penalità di prima e seconda manche, l'importante è commetterne meno degli altri. A parità di penalità conta il tempo. Adesso Thomas Batliner su Explosive 2. Thomas Batliner del Liechtenstein si porta dietro 0 penalità. Explosive è un elemento tedesco classe 1992, un castrone sauro un po' più esperto degli altri. San Lazzaro di Savena, Manerbio, tante esperienze italiane quest'anno per Thomas Batliner, numero 1061 nel ranking mondiale, classe 1959. Tra l'altro esperienza da vendere ai campionati del mondo e anche ai giochi olimpici. Vediamo quello che riesce a combinare in questa seconda manche Thomas Batliner. Non sembra partito nel migliore dei modi, anche qui si è preso qualche rischio di troppo, poi cerca un po' più di concentrazione. Qui molto preciso nel passaggio in uscita dalla gabbia, molto preciso. Siamo oramai nella parte finale, però le penalità già si possono contare, anche se il riferimento cronometrico sarebbe buono. E qui infatti abbiamo visto un altro errore di Thomas Batliner che poi dice basta, può bastare così.
la seconda manche di Thomas Batliner, sono 8 le penalità, 55-18 il tempo, quindi con 8 penalità dal punto di vista del tempo fa peggio anche di Sebastian Haas e di Ulrike Einig, quindi si piazza ultimo provvisoriamente Thomas Batliner in questa seconda manche, ultimo naturalmente dei migliori, perché su 10 binomi che si sono qualificati per la seconda manche, non può non essere il lotto dei migliori quello al quale stiamo assistendo. È la volta di Giuseppe Rolli su Haida du Castillon, elemento francese. Giuseppe Rolli, naturalmente italiano. Dopo di lui sarà la volta di Fabrice Lyon e poi potremo tirare le somme per questo concorso ostacoli internazionale di Pontedera. Giuseppe Rolli alla ricerca della concentrazione migliore. Dopo la prima manche si porta dietro 0 penalità. Quindi un'occhiata al tempo come d'obbligo, ma sarà importantissimo non commettere altri errori per Giuseppe Rolli, classe 1978, numero 122 del ranking mondiale, campione europeo Young Riders, campionati italiani 2005, Pratoni del Vivaro 11°, quarto nel 2004 e settimo nel 2003 sempre Pratoni del Vivaro, ma anche tanti altri piazzamenti a Torino e in altri palcoscenici importanti, quelli collezionati da Giuseppe Rolli nel 2006 ad Arezzo in Toscana, nel Toscana Tour, e poi si è fatto vedere a gennaio anche in Germania a Leipzig. Haida du Castillon, classe 1995, femmina Saura, però qui attenzione perché Giuseppe Rolli si sta comportando bene. Tra gabbie e passaggi di sentiero e verticali ha sbagliato niente finora. Vediamo qui, buono, siamo nella parte finale, attenzione perché ci potrebbe scappare il primo posto, sempre seppur provvisorio per Giuseppe Rolli, ma dopo di lui ci sarebbe soltanto Fabrice Lyon. Ancora un'occhiata al campo ostacoli e qui riesce ad andare via bene ed è musica per Giuseppe Rolli. 0 nella prima manche, 0 nella seconda, 51-46 il tempo, va al primo posto provvisorio davanti a Matteo Fantozzi, quindi 2 italiani al comando. Sul gradino più basso del podio per il momento c'è Tim Hoster, il tedesco. Adesso però attenzione a Fabrice Lyon, l'ultimo che può togliere la vittoria a Giuseppe Rolli. Fabrice Lyon, Libia, su Gatsby de Quinon. Vedete Fabrice Lyon, un'occhiata al percorso ostacoli. Gatsby de Quinon, elemento francese, classe 1994. Per Fabrice Lyon il ranking mondiale dice 151, cavaliere classe 1977. E vediamo quello che succede perché questa è la parte decisiva. È l'unico che può togliere la vittoria a Giuseppe Rolli. Vediamo Fabrice Lyon, per ora comincia abbastanza deciso, ma si presenta con 0 penalità, così come ha fatto Giuseppe Rolli, e quindi però avendo il riferimento cronometrico del nostro Giuseppe, ma qui già sbaglia Fabrice Lyon, 4 penalità, e allora noi possiamo già annunciare senza timore di essere smentiti che la vittoria in questo concorso, in questo Gran Premio Salto Ostacoli di Pontedera, concorso a 3 stelle, Gran Premio in 2 manche, va a Giuseppe Rolli su Haida du Castillon. Al secondo posto Matteo Fantozzi. Si tratta di controllare il tempo di Fabrice Lyon prima di avere la certezza che possa andare alle spalle di Tim Hoster, ma non dovrebbero esserci problemi su questo podio che vi abbiamo appena detto. Aperitivo importante in vista di Piazza di Siena dove però non ci sarà Giuseppe Rolli per scelte e motivi particolari, in parte legati al regolamento, in parte a motivi che rimandiamo ad altre sedi. Comunque in forma smagliante Giuseppe Rolli si aggiudica il concorso e qui vedete il tempo di Fabrice Lyon che si va a piazzare al quinto posto. Dunque riepiloghiamo: vittoria che va a Giuseppe Rolli, secondo posto per Matteo Fantozzi, terzo posto per Tim Hoster. Si conclude così il Gran Premio
salto ostacoli di Pontedera, grazie a Sabino Bilanzuoli che ha curato la parte tecnica, da Tommaso Mecarozzi un saluto a tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia e ci congediamo con le immagini della premiazione, dandovi appuntamento alle prossime occasioni con l'equitazione. Vi ricordo Piazza di Siena sempre su Rai Sport Satellite, ma soprattutto augurandovi anche un buon proseguimento in compagnia dei programmi della nostra rete.